appunto che siamo soprattutto tra addetti ai lavori ed è un peccato, ma il tema è questa connessione tra turismo, agricoltura e le opportunità per i nostri territori. Penso che sia un tema di strettissima attualità, anche e soprattutto legato a quello che la nostra area sta portando avanti, e cogliendo come opportunità quella dell'Expo 2015, perché tutti i soggetti che oggi rappresentano ovviamente le associazioni di categoria a livello provinciale in realtà in questo territorio stanno partecipando a un progetto dove proprio abbiamo tentato di valorizzare quello che esiste, ma anche cercando di investire un po' in comunicazione, informazione e creare il sistema, che è appunto un progetto che è stato considerato inseribile nei progetti dell'Expo 2015, quindi Venice to Expo 2015. Siamo passati al vaglio della commissione esaminatrice, abbiamo iniziato a lavorarci, mi pare, da febbraio del 2014 e sono i 7 comuni del Milanese, quindi anche al di là dell'Unione, che ricordo ricomprende 6 comuni. Adesso vediamo, me ne dimenticherò qualcuno, è evidente, ma insomma Mirano, Martellago, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea, Noale, e mancherebbe Scorzè, ma in questo progetto invece di valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale, enogastronomico e agricolo, che è i colori del gusto nella terra dei Tiepolo, i 7 comuni insieme a Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti e CIA, perché ci sono, vabbè, c'è l'Unione dei Comuni, per carità, però abbiamo anche Scorzè, che quindi ci va. Io credo che insomma sia importante, e ci tengo a sottolineare che ci sia Scorzè, perché credo che questo sia un territorio che insieme ha delle grosse opportunità da valorizzare, perché Scorzè e tutti insieme abbiamo pensato di usufruire di questa opportunità? Perché abbiamo in questo territorio, ma credo che possa essere anche un esempio, abbiamo eccellenze culturali, abbiamo itinerari cicloturistici, abbiamo aziende agricole e ci abbiamo anche messo insieme appunto quello che è uno dei settori, che è il turismo enogastronomico, che è uno di quelli che mi pare sono i cosiddetti nuovi turismi, il turismo verde inteso anche come agriturismo, come piste cicloturistiche, come collegamenti. Questo territorio tutto sommato è un territorio che da questo punto di vista ha importanti percorsi ciclabili, siamo un po' tutti collegati, abbiamo parchi, abbiamo la presenza dei Tiepolo che caratterizzano questo territorio, perché abbiamo nelle chiese, in alcune ville, ricordo che appunto nella frazione di Mirano, Zianigo, è proprio vissuto per 30 anni San Domenico, che ha dipinto il ciclo di affreschi che rappresentano oggi il Veneto all'Expo 2015, Mondo Novo, che è proprio un'immagine che è stata scelta dalla Regione Veneto per rappresentare l'intero Veneto all'esposizione universale di Expo. Insieme noi vorremmo anche andare oltre, nel senso che stiamo già parlando, usufruendo di questa opportunità che mi permetto di dire, la legge 11 del 2013, in realtà tutti i nostri comuni l'hanno ricevuta, però in un territorio come il nostro, dove fino a qualche anno fa il turismo era considerato un po' marginale, adesso stiamo valutando, mettendo insieme le risorse, di vedere se possiamo aprire noi uno sportello informativo. E credo che ci stiamo ragionando, è già un anno che ci ragioniamo. Quello che manca un po' è anche capire le connessioni che possiamo avere con la Regione, perché qui invece adesso assumo il mio ruolo di Presidente ANCI Veneto. Queste opportunità di questa nuova, della legge 11, in realtà non sono così tanto conosciute, e soprattutto non sono conosciute nelle loro reali potenzialità, perché ad esempio all'interno dell'Associazione regionale dei comuni c'è una piccola nicchia che racchiude le piccole città storiche del Veneto, che sono da anni che fanno una pubblicazione, che hanno un loro calendario,
ma tantissimi dei nostri comuni del Veneto hanno enormi potenzialità se mettiamo insieme le specificità in ambito appunto le piste ciclopedonali, il turismo enogastronomico, le aziende agricole, cioè sono modelli che si potrebbero esportare per tanti comuni del Veneto. Solo che manca come dire, un po' una spinta o comunque un soggetto centrale che dia una mano anche nell'informazione e nella formazione. Io credo che su questo, trovando il modo però poi di aiutare i comuni a partecipare, perché i comuni sono talmente oberati di adempimenti e di problemi che poi a volte sfuggono delle opportunità. Per cui credo che ad esempio l'Expo 2015 sia stata per tantissimi una grande opportunità, com'è il marchio, come Venice l'Expo, ma anche il portale di Expo Veneto è una grande opportunità per mettere insieme comuni, cioè quindi enti territoriali, associazioni di categoria, anche le Proloco, perché ecco, nel nostro progetto hanno un ruolo importante le Proloco che fanlo già importanti attività di promozione del territorio. Ecco, su una cosa io butterei uno spunto al sottosegretario che poi lo possa riportare a livello centrale. Ci sono anche recenti sentenze della Corte dei Conti ed è uno dei temi che frenano un po' i comuni, che vincolano i comuni nelle spese per la promozione del territorio, cioè c'è un vincolo, un taglio importante alle spese per la promozione del territorio. Siccome la stragrande maggioranza dei comuni veneti hanno sempre, come dire, avuto capitoli di spesa molto ristretti, questo vincolo sta portando, e mi è arrivata una nota di una città capoluogo, la città di Treviso, che di fronte a questa ultimissima sentenza dice: abbiamo la legge regionale che in qualche modo spinge gli enti territoriali e le aggregazioni di comuni a creare degli spazi informativi, ma nel contempo abbiamo praticamente l'impossibilità di stanziare delle risorse per fare la promozione. Quindi il tema, siccome io credo, e lo stiamo capendo un po' tutti, che comunque i comuni hanno un ruolo importante anche di aggregazione, di coordinamento, hanno spesso bellissimi spazi in proprietà pubblica che hanno bisogno di valorizzare e che possono mettere a disposizione per questa rete per le associazioni di categorie, i soggetti che abbiamo citato prima, però nel contempo un po' di attività di promozione e di informazione è inevitabile e quindi c'è questa una legge regionale che dà ai comuni un ruolo importante e dall'altro abbiamo la Corte dei Conti che di fronte credo a una disposizione del 2011 sta dicendo ai comuni: guardate che non potete stanziare i soldi per fare questo. Cosa che ad esempio noi stiamo verificando anche su un progetto recente che abbiamo ottenuto un contributo regionale in cui c'è pubblico-privato insieme, che è il progetto dei distretti del commercio, dove ad esempio sono i comuni di Mirano e di Martellago che hanno ottenuto in questo territorio, sono stati approvati 2 progetti, lì noi abbiamo stanziato dei fondi per la promozione e l'informazione, ma di fatto dobbiamo trovare delle strategie per riuscire a camuffarli e mi fermo qui. Ecco perché. Ecco. Grazie.